La scuola De Mattias di Sora è in lutto per la dolorosa ed improvvisa scomparsa dell'amata dirigente scolastica Suor Silvana Diomede. Suor Silvana si è spenta all'età di 83 anni, giovedì 6 marzo, presso l'Istituto Beata Maria De Mattias di Frosinone. Per quasi 50 anni nella scuola De Mattias di Sora ha dedicato la sua intera vita all'educazione dei bambini e dei ragazzi, sempre seguendo l'esempio della fondatrice delle suore adoratrici del sangue di Cristo, Santa Maria De Mattias. Una donna forte e determinata, un'educatrice lungimirante che ha reso la scuola De Mattias di Sora punto di riferimento per tante generazioni di bambini del territorio sorano. Sempre attenta alle esigenze dei ragazzi, con impegno e dedizione ha permesso alla scuola De Mattias di Sora di diventare un centro di formazione di eccellenza, cercando sempre di offrire di più ai suoi adorati bambini, sapendo cogliere le sfide e le evoluzioni rapide dei tempi moderni. La comunità delle suore adoratrici del sangue di Cristo, la scuola di Sora, le sue maestre, la sua famiglia ed i suoi bambini perdono oggi un punto di riferimento importante. Il tuo esempio, Suor Silvana, sarà fonte di ispirazione per chi ora dovrà portare avanti la tua scuola. Buon viaggio, Suor Silvana, e come dice Sant'Agostino, quelli che amiamo ma che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono sempre dovunque noi siamo.